Pronti? 1, 2, 3. Questa volta è valido il segnale, si avvantaggia Corleone Fi. Corleone Fi in breve al comando nei confronti di BKDL, anzi di Vincent Trio probabilmente, e poi BKDL, sì. Quarta posizione lungo la corda per The Best of Glory, che ha colto gran partenza dal secondo nastro, mentre all'esterno è Capotempesta Font che si trascina Ushuaia de Ariel. Cavalli che hanno completato in 36 i primi 400 metri di gara, condotti sempre da Corleone Fi, Vincent Trio in schiena, poi BKDL, ancora The Best of Glory. Percorsi esterni è rimasto Capotempesta Font, che ha in schiena Ushuaia de Ariel, poi Splendeur Joyeuse. 800 metri coperti in 1,1,5, andatura pressoché costante del leader Corleone Fi, che conduce anche sulla piegata. Vincent Trio sempre incollato alla sua schiena, poi all'esterno Capotempesta Font, non cambia nulla al chilometro in 1,16,9. Trazione in 15,4, ora davanti alle tribune per il secondo passaggio, è sempre Corleone Fi a fare l'andatura, all'esterno Capotempesta Font, mentre risale in terza ruota Splendeur Joyeuse, si trascina Caravaggio Griff. Lungo la corda è sempre Vincent Trio con in schiena BKDL, che accenna a spostare in schiena a Capotempesta Font. Intanto però prende vantaggio il battistrada, ha sparato un 14,7 col quale si distacca, prova a recuperare all'interno ancora Vincent Trio, che si riavvicina quando siamo a 400 metri dalla conclusione e addirittura va in schiena a Corleone Fi, che appare un po' provato sul finire della piegata, e Vincent Trio ne approfitta per guadagnargli un paio di lunghezze e poi cercare di attaccarlo. Si riprende però Corleone Fi, entra in retta d'arrivo in vantaggio e allunga ancora nelle battute conclusive. Vincent Trio deve adeguarsi e BKDL finisce a ridosso al terzo posto. Vittoria netta quindi per Corleone Fi, che aveva piantato la grana sull'ultima curva, sembrava aver preso vantaggio decisivo ai 450 finali, poi sull'ultima curva è stato riavvicinato, ma Roberto Vecchione lo ha sostenuto da par suo e nel finale Corleone Fi viene a chiudere netto vincitore. Training di Gennaro Amitrano per il signor Renato Veneruso. Il successo per Corleone Fi e Roberto Vecchione.